La rivolta degli inquilini Ater non accenna a placarsi, le manifestazioni e le proteste contro gli aumenti oramai sono all'ordine del giorno. Neanche le rassicurazioni del governatore della regione Luca Zaia sui controlli che sono partiti per scoprire eventuali furbetti e calmierare i costi hanno rasserenato gli animi. La situazione è incandescente, una legge regionale che il presidente Ater Treviso Luca Barattin così spiega. È inevitabile che quando ci sono delle modifiche a un canone che uno paga da tantissimo tempo ci siano delle proteste. Non è vero che gli aumenti sono poi così non sopportabili, tant'è che l'algoritmo che propone appunto il calcolo del canone prevede di prendere sempre il minore dei risultati e comunque è alla portata dell'inquilino del pagamento. Abbiamo avuto, è vero, degli incrementi, si parla di un 80% degli inquilini, ma è vero che abbiamo avuto anche un 20% di inquilini che prima pagavano veramente tanto e adesso pagano in modo corretto. Probabilmente in quell'80% ci sono degli aumenti più o meno anche sostanziosi. Vero è che non si può parlare di aumenti solo in percentuale, bisognerebbe andare a vedere anche gli aumenti in valore assoluto. Necessaria quindi una verifica come è avvenuta sulla questione ISEE che è alla base dello scontro sugli aumenti. Possiamo affermare che il canone è aumentato oppure è diminuito rispetto alla vecchia legge? Allora, la vecchia legge nel complessivo prevedeva un canone medio ERP di 109 euro. Abbiamo fatto le assegnazioni con la legge nuova nel 2019, va bene? Abbiamo fatto 111 assegnazioni, il canone medio è di 88 euro, quindi è la dimostrazione che l'algoritmo funziona, è che il canone nuovo applicato agli inquilini mediamente è inferiore alla legge vecchia. Una legge che gli inquilini non riescono a digerire, a cominciare dal calcolo sulla ripartizione dei canoni alla questione manutenzione degli edifici, molti dei quali in stato di abbandono. Anche in questo caso la tensione resta alta. Dal 2016 ad oggi l'Ater ha manutentato 500 alloggi e ha in programma di manutentarne altri 350 nel 2020. Quindi abbiamo manutentato 850 alloggi sfitti nel giro di 4 anni.